La gara in Alpago significa molto perché significa la ripartenza dello sport che era stato fermo per troppo tempo e adesso oggi riparte dal Pago, una location che conosce già il nostro sport da molto tempo, ha ospitato gare importanti e quindi era un modo simbolico anche per ripartire. Bisogna applicare delle regole per mantenere quel distanziamento sociale che è importante in questo momento. Chiaramente con il buon senso e quindi con la collaborazione di tutti, da parte sia dell'organizzatore ma soprattutto da parte degli atleti che devono essere responsabili di questa ripartenza, anche perché chiaramente siamo anche un esempio per altri sport che magari stanno aspettando. Siamo giunti al momento delle premiazioni, questo ci aiuta per dire che tutto è andato bene, siamo felici di questo. L'amministrazione crede in questa realtà, nel triathlon, nel nostro territorio, nella nostra realtà. Siamo stati vicini all'organizzatore, convinti che aveva le capacità per preparare al meglio questa iniziativa. Siamo certi che potremo proseguire anche per il futuro, noi ci crediamo e il nostro territorio è veramente vocato per queste tre realtà che sono il nuoto, che sono la bicicletta, il mountain bike e che sono la corsa a piedi. Il territorio si presta e quindi speriamo di poter continuare anche per il futuro questa collaborazione. È una soddisfazione soprattutto sentire gli atleti che addirittura mentre corrono ti dicono grazie Aldo. E mi vengono poi i brividi perché l'abbiamo voluta intensamente e ci siamo riusciti. Questa è una bella cosa perché vuol dire ripartire, credere nel futuro, credere nel lavoro delle società, degli atleti che sono allenati in ombra per 6 mesi e hanno voluto esserci e ci saranno anche a Caorle, me l'hanno promesso, perché questa è la vera ripartenza. Più di così non posso dire perché questo è il massimo del ringraziamento che può avere un organizzatore dopo aver fatto una faticaccia immane, non solo negli ultimi 3 giorni ma è da 2 mesi che ci lavoriamo. Quindi veramente un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino e a tutti quelli che ci hanno creduto e che sono stati qua oggi a gareggiare e ad accompagnare gli atleti.